Tre, due, uno. Aspetta un attimo. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 3, 2, 1, vabbè, insomma. Siusi e Patrizio. News, il TG del turismo. Bene. Partiamo con le notizie. È in corso in questo fine settimana a Lucca l'appuntamento con Lucca Comics and the Games. Beh, classico. È la fiera del fumetto e della cultura Un pop. un fitto. Insomma, dillo bene, un fitto, tradotto la parola fitto, che vuole dire un sacco di gente. Sul Post è uscito un articolo che si chiede, domanda retorica: Lucca Comics è diventato troppo grande per Lucca? Nel senso che questo evento porta in città, tutto in un colpo, 300.000 persone. Sì, sì, E in questo piccolo, Sono- bellissimo centro storico, sì. Sì. Vabbè, infatti non c'entra più niente, c'entra molto poco, nel senso che io ci sono andata diverse volte, insomma, non c'entra nulla quasi la città, no? È lì, ma insomma non è coinvolta. E invece Però è la stupenda cosa, la città. cioè, c'è una cosa però che va detta e purtroppo è d'attualità. Allora, Zero Calcare sembra che abbia ritirato la propria partecipazione perché c'è il patrocinio culturale dell'ambasciata israeliana. Che l'ha dato perché due disegnatori hanno fatto il manifesto, però c'è questo Israeliani. elemento, sì, israeliani, e quindi c'è questo elemento, quindi nello stesso tempo però insomma c'è altri che hanno scelto un'altra strada, per esempio questo Leo Ortolani, sempre un disegnatore fumettista, che ha deciso di fare delle donazioni, insomma, no? Certi suoi fumetti eccetera serviranno per le donazioni per i bambini palestinesi coinvolti. Vabbè, c'è questo No, fatto. allora no, voglio dire, magari le persone come Zero Calcare non andranno a Lucca, quindi diminuirà l'afflusso, non lo so. Beh, però certamente è un tema questo, siamo in una condizione che è questa, ecco. Cioè, andiamo a divertirci a Lucca, però insomma abbiamo anche questa spada di Damocle sulla testa, non posso fare a meno di ricordarlo. Un'altra notizia di questi giorni: avete sentito che la Torre Garisenda di Bologna ha mostrato un peggioramento, nel senso che sembra che abbia un'inclinazione maggiore rispetto alla Torre di Pisa di circa 4 gradi, che non è poco, no? No. Vabbè che era sì, nel senso che è peggio della Torre di Pisa, voglio Sì, dire. meglio, ancora è un record, però Esatto. stiamo attenti. Però era così anche ai tempi di Dante, quindi insomma da quando è nata la Torre Garisenda ha fatto così, e quindi però la cosa vera, reale, è che da lì, cioè le torri sono il più grande come dire fittone, spartitraffico attorno al quale passa tutto il traffico di Bologna. Ora è una cosa che accorgersene adesso fa ridere, voglio dire, da un bel po' che è così, no? E effettivamente passano di lì non solo gli auto che possono entrare in centro, ma passano di lì dei mastodonti di autobus doppi. Insomma, voglio dire, qualcosa bisogna fare per quel punto della città, ma non solo, no? Ecco, in realtà sì, però un'annotazione la devo fare, sì? Nel senso che contemporaneamente Bologna ha preso un premio, sì? l'Urban Award 2023, come città più sostenibile d'Italia. Abbiamo fatto una cosa importante, sì! Cioè limite dei 30 all'ora per tutti quelli che stanno dentro va la bene, città. certo, Questo no. buono. E poi le date anche per le piste ciclabili, ciclabili, sì, no, dovete vedere le piste ciclabili a Bologna perché fanno ridere. Vabbè, comunque, allora torna l'appuntamento con la rassegna di viaggio La Cultura Vien Viaggiando. Sì. È organizzata nel centro turistico giovanile di Vallesina o Vallesina, non lo so, di Iesi comunque. Iesi. Ogni venerdì
dal 3 al 24 novembre alle 21:15 nell'auditorium dell'Hotel Federico II di Jesi. Sì? Gli amanti dell'avventura avranno l'opportunità di scoprire 4 diversi paesi attraverso i racconti coinvolgenti dei viaggiatori. Sì. In particolare, questo so che ci tieni, Sì, cioè, dai, venerdì mio amico, 24 segnaliamo l'altro Iraq, viaggio tra i curdi del nostro tuo Andrea amico Bonfitto, Andrea Bonfitto. e che insomma è sempre molto organizza questa cosa, ma è anche sempre molto attento a tutti gli aspetti che a me entusiasmano, e quindi andare a trovare i misteri, andare a trovare gli elementi più nascosti, no? In questo caso anche questo viaggio in Iraq è stato anche, insomma, io ho tremato quando c'è andato, ma poi ho visto che insomma è andata bene, e quindi partecipate a questo evento. Allora, pronto chi viaggia? Pronto chi viaggia? Nella puntata che ci sarà adesso troverete su Spreaker. Lorenzo, Spreaker? Spreaker, nel podcast degli amici di Lomar Radio, esatto, sono del 432. Claudia ci chiama da Varanasi in India, ci racconta degli aspetti molto particolari, riti magici, cose di questo tipo del posto, quindi è estremamente interessante, sentitelo. Dal 9 al 12 novembre a Verona c'è la 125esima edizione di Fiera Cavalli. È bellissima, un sacco di eventi, un sacco di competizioni sportive, spettacoli, eccetera, eccetera, ma soprattutto 2500 cavalli, uno più bello dell'altro da vedere. E c'è anche un'altra cosa importante, un evento collaterale ma legato, è il Salone del Turismo Rurale e dei Prodotti Tipici. Ma che bello! Mentre dal 7 al 10 novembre a Rimini c'è Ecomondo, la più importante manifestazione per l'economia circolare nel Mediterraneo, che affronta tantissimi temi che sono appunto gli stati generali della green economy. Ecco, è una piattaforma per discutere della sostenibilità italiana, eccetera, eccetera. Un'occasione per promuovere progetti green e innovativi. Va bene, no? Cioè è una bella iniziativa, bello, la prossima volta ci porta ancora la iurta. Fino al 26 novembre in Umbria, importantissimo, c'è la 26esima edizione di Frantoi Aperti. Si parla di olio umbro, si può andare a visitare il frantoio, vedere la filiera, naturalmente nei borghi dell'Umbria, città d'arte, posti meravigliosi. Comunque insomma ci sono eventi, passeggiate, degustazioni. L'olio prodotto importantissimo, noi in Italia siamo i primi per numero di varietà e tipologie. Domenica 5 e domenica 12 novembre arriva a Tredozio, sull'Appennino romagnolo, attenzione, la 37esima sagra del Bartolaccio. Ma come si dice Bartolaccio? Ovvero in dialetto locale la sagra si chiama dal Bartulaz, proprio romagnolo, io l'ho detto un po' in emiliano, un tipico tortello ripieno di patate, pancette e pecorino, racchiuso in una sfoglia di farina d'acqua e cotto sulla piastra. Tomò, come fate a non andarci al Bartulaz? Allora, sapete dove sono le isole Lofoten? Non lo sapete, in Norvegia. E perché sono famose le isole Lofoten? Perché un certo Querini nel 1400 eccetera eccetera naufragò là e si portò da là, dopo il naufragio, lo stoccafisso. Quindi sono andata a vedere l'opera Querini e se volete vi facciamo vedere uno stralcetto. Eccomi, sono all'Arsenale di Venezia a vedere la Querini opera, ma non solo. Praticamente qui ci sono tutti quelli che si occupano dello stoccafisso, questo cibo che è un caratteristico delle Lofoten in Norvegia. Viene catturato lì quel tipo di pesce che poi viene essiccato e poi viene portato, praticamente consumato quasi tutto nel Veneto. Andiamo a vedere. Cosa capitasse, ed è così che i nostri amici veneziani furono salvati dagli abitanti di Rest. Querini, Fontelli.
bello lo stralcetto. È una storia carina questa dell'opera Querini. Questo a carina. Venezia. A Venezia, sì. Bene, dai, salutiamo che abbiamo finito il tempo, alla prossima settimana. Alla prossima settimana, Sì. 1, 2, 3, è finito. Così, basta? Vabbè, ciao. Ciao.